Abbiamo scelto di renderla informale il più possibile, per cui ben venga anche se si vuole avviare un po' di dibattito anche durante i vari interventi. Allora io formalmente vi porto i saluti della Confindustria, che virtualmente ospita questa iniziativa, questo evento. Nasce la Udine Design Week in collaborazione, è naturalmente un evento che è stato promosso, realizzato, ideato prima di tutto dalla Anna Lombardi insieme alla Daniela Sacher del Mudefri, di cui poi Anna ci spiegherà insomma il contenuto, il contenitore, e dall'anno scorso in collaborazione prima con il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, e in questa occasione abbiamo la Valentina Cancellier, presidente attuale del gruppo, e da quest'anno in un'evoluzione diciamo naturale, nel senso che come avviene per tutti c'è una crescita, di conseguenza la Confindustria, la mamma del gruppo Giovani, si è presa con passione l'opportunità di proseguire questo percorso insieme al Mudefri. Per cui oggi inauguriamo ufficialmente la Udine Design Week e lo facciamo con questa occasione di incontro virtuale che l'anno scorso era, come dire, in un certo senso non si sentiva ancora nell'aria. Nel frattempo abbiamo vissuto tutta una serie di evoluzioni tecnologiche e digitali, e quest'anno, da buoni pionieri quali siamo, vero Anna, ci adoperiamo per inaugurare la Design Week con un metodo innovativo. Io faccio i saluti a coloro che ci seguono da tempo e anche da coloro che hanno iniziato a seguirci da poco. Saluto l'assessore regionale alla cultura e allo sport, la dottoressa Tiziana Gibelli, che ha accolto immediatamente l'invito, e questo ci fa molto piacere. Saluto la dottoressa Pilutti, segretario generale della Camera di Commercio di Udine Pordenone, grazie di essere presente. Saluto nuovamente, per fare una bella lista dei nostri ospiti, la Valentina Cancellier, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine. Mi dicono, non l'ho ancora visto, che c'è il presidente della Fondazione Friuli, il dottor Giuseppe Morandini, che come accennava prima la Anna Lombardi è un nostro forte sostenitore fino dai primordi di questa iniziativa, e continua ad esserlo, per cui mi fa molto piacere che sia qui presente. Io colgo l'occasione per salutare, ma effettivamente anche in questo caso non ho visto se è presente, la Federica Binutti in rappresentanza della Banca di Udine. So che si era proposta di partecipare. E detto questo, io vi posso dire che la Confindustria è molto come dire, soddisfatta dell'edizione che è avvenuta l'anno scorso. Abbiamo avuto un gran numero di partecipazioni in varie forme, imprese, negozi, professionisti del design e soprattutto persone. Dovete sapere che, ve lo ricordo se non altro, che abbiamo inaugurato la Design Week quando il giorno dopo si è proclamata la pandemia a livello quindi globale, insomma, per questo Covid, e noi fin da subito abbiamo preso una decisione forte, e tuttora ecco, è quella decisione che ci spinge a portare avanti questo progetto, che era quella di vicinanza al territorio, sia al territorio, quindi al tessuto economico, che al territorio rappresentato dalla popolazione, dalla cittadinanza. E infatti in quella fase di totale incertezza, perché se adesso siamo in fase di incertezza, figuratevi all'inizio, cioè i primi giorni di pandemia, quando ancora non si sapeva cosa fare, come comportarsi, abbiamo deciso di
tenere duro, di mantenere l'organizzazione, di rappresentare forse tra i pochissimi soggetti questa forte vicinanza creando delle iniziative che naturalmente sono state gestite nella maniera più come dire, attenta per quanto riguarda la sicurezza insomma, riguardo alla sicurezza per la salute. Ecco, in questa nuova occasione ci portiamo avanti nuovamente l'attività, cerchiamo di farlo in forma innovativa, per cui siamo consapevoli della difficoltà di creare degli incontri in presenza, ma ci proponiamo di farlo. Lo faremo in sicurezza. Sarà molto importante continuare a dare un forte segnale di presenza al nostro territorio. Ecco, per quanto ci riguarda, con la Confindustria ci eravamo posti degli obiettivi che sono stati raggiunti, pertanto rimangono tuttora validi e siamo convinti che nuovi soggetti potranno raggiungerli insieme a noi. Per quanto riguarda il concetto di design, siamo stati portatori verso moltissime imprese distanti da questo concetto, da questo modo di pensare, grazie proprio a delle iniziative che hanno visto collaborare imprese a stretto contatto con dei professionisti, architetti, designer, comunque giovani, e poi anche col tessuto commerciale della nostra città. Ecco, in questa maniera abbiamo favorito crearsi di un interscambio di conoscenze, di consapevolezza e soprattutto una creazione di complementarietà, quella tra i professionisti e quella dei professionisti e anche degli imprenditori. Ecco, per noi è stato molto importante e da imprenditore in primis ho voluto partecipare attivamente, non solo nell'organizzazione, ma proprio vivere, toccare con mano quelle che erano le attività dedicate alle imprese, e mi sono reso conto che è importante per un imprenditore uscire dalla quotidianità, no? Quindi da quella fase in cui tutti i giorni assorbiti dal lavoro non si riesce ad alzare la testa per guardarsi intorno. Ecco, uscire dalla quotidianità e quindi incontrare dei soggetti ispiratori fa sì che ci sia la possibilità di pensare un po' fuori dagli schemi, no? Un po' fuori da quelli che sono dei ragionamenti che in un certo senso subentrano per abitudine e per un po' come si suol dire, si fa quello che si è sempre fatto. Ecco, il pensare fuori dagli schemi è importantissimo ed è molto importante poi riuscire a catalizzarlo e a trasferirlo all'interno delle proprie imprese, perché l'azienda, l'impresa deve vivere di evoluzione e di innovazione. Momenti come questi sono importanti per creare naturalmente questo modo nuovo di pensare. Ecco, allo stesso modo è importante che le nuove generazioni, quindi i giovani studenti, vengano coinvolti perché possano apprezzare il tessuto imprenditoriale e il tessuto delle attività economiche che regge poi la nostra regione, quindi il nostro territorio. Quindi è importante coinvolgerli fin da subito e far conoscere loro le realtà del territorio. Come lo facciamo? Con questa iniziativa riusciamo a far percepire in modo, con un metodo comunicativo completamente diverso e rinnovato, quello che è un tessuto economico magari tradizionale, no? Ecco, una bellissima vetrina sia per le imprese che per le attività economiche, quindi i negozi della città, come anche per i professionisti che si mettono in gioco e hanno modo di mostrare la propria creatività. Ecco, ho voluto fare questo piccolo cappello introduttivo per farvi capire che i punti di vista dei vari soggetti sono molto differenti, no? E io ho voluto in un certo senso trasmettervi il punto di vista delle imprese, degli imprenditori. Io quindi vi ringrazio, a questo punto passo la parola a Danna per la prosecuzione, insomma, della presentazione della Udine Design Week.
Grazie Davide, veramente parole molto belle che hai detto, che mettono insieme la cultura e l'industria, che è una cosa veramente di un'importanza secondo me straordinaria. Non vedo l'ora di farvi vedere il video che ha fatto la nostra videomaker Teresa Terranova, per farvi anche vedere, proprio toccare, non dico con mano, ma insomma il video in movimento dà sempre una sensazione diversa e soprattutto fa capire tutto quello che abbiamo fatto. Però prima vi devo raccontare il programma di quest'anno. Dicendo che nel particolare periodo che tutti stiamo vivendo ci è sembrato veramente importante mantenere l'impegno a sostenere con la creatività le attività produttive e commerciali, e quindi anche quest'anno Udine Design Week scende in campo con un'edizione che credo non smentirà lo spirito di innovazione che la contraddistingue. Non ultimo perché faremo della tecnologia un vantaggio, ma lasceremo tracce concrete in città. Inauguriamo come sempre il 2 marzo, quindi non abbiamo voluto mancare al nostro appuntamento, però abbiamo esteso la manifestazione come avevamo fatto del resto l'anno scorso. Eravamo arrivati addirittura a giugno con le premiazioni l'anno scorso. Quest'anno programmiamo le premiazioni per il 26 aprile. Di quest'anno. Premiazioni di cosa? Premiazioni di quello che è anche il cuore della manifestazione, che è il premio Udine Design Week. Tutti quanti, adesso cerco di spiegarvelo per chi non lo conosce, ma tutti quanti sono chiamati a lavorare su un unico tema a Udine Design Week. Il tema sarà l'oggetto di della presentazione alla fine di questo incontro, però quello che voglio dire è che è un'occasione unica per far fare una riflessione su temi che sono importanti, sono i temi che saranno portanti anche di quest'anno, e lo faremo appunto in maniera reale e virtuale, come ha sempre fatto il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, che è un museo nato nel 2016, è esclusivamente online, è stato precursore di quello che poi è successo anche quest'anno. Molti musei si sono trasferiti su piattaforme digitali. Noi l'abbiamo fatto un po' in una maniera particolare e abbiamo iniziato a raccogliere quelle che sono le storie imprenditoriali. Vi invito ad andare a vedere, a entrare nel sito www.mudefri.it, ma intanto voglio raccontarvi di come abbiamo pensato di sviluppare il programma. Intanto di andare più avanti possibile, in modo da aprire il contest in aprile e le premiazioni, come ho detto, il 26 aprile. Prima faremo 3 convegni. Sono 3 convegni in cui sono centrali le 3 istituti scolastici superiori che si trovano sul territorio, dove noi approfondiremo alcuni temi. Il primo tema lo approfondiremo all'Istituto Raimondo Daronco di Gemona, e sarà un approfondimento del tema. Il tema, ve lo anticipo con 2 parole: semplicità complesse. È un tema su cui ragionare, è un tema che in qualche maniera esprime l'anno particolare che abbiamo vissuto. Semplificare sì, ma semplificare non significa minimizzare, significa ottenere di più con meno. Questo sarà il 20 marzo. Il 31 marzo c'è un evento molto importante che è il primo convegno nazionale delle Italian Design Week, che è una rete nella quale c'è anche Udine. Ho visto che qualche Design Week è entrata, ho visto Stefano Santini di
Ancona Design Week, ho visto Lisa Balasso di Venice Design Week, ho visto iDesign di Palermo, Varese, Florence, ecco, sono presenti anche oggi e li ringrazio, ma è un momento importante che sarà fatto al Liceo Scientifico Niccolò Copernico. Il giovedì 8 aprile invece avremo un convegno a Tarvisio, all'Istituto Omnicomprensivo di Bachmann, Ingeborg Bachmann, scusate, in cui approfondiremo il tema tra turismo, design e territorio, non solo tradizione, no, perché nel Tarvisiano ci sono delle bellissime architetture di cui ci parlerà tra l'altro il presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine, l'architetto Paolo Bon. Ma non solo, ci saranno presenze in tutti e tre i convegni di imprenditori illuminati che arricchiscono la nostra Udine Design Week. E ci sarò anch'io, io parlerò di nani da giardino, perché a Tarvisio c'è un sentiero dei nani che è molto carino, e secondo me i nani, io sui nani da giardino ho scritto anche un libro, per cui secondo me potrebbe essere uno spunto per parlare di design, anzi lo sarà. Ecco, il premio Udine Design Week, come dicevo, è centrale, è come sempre una kermesse che vede le installazioni disegnate da architetti e progettisti che hanno risposto alla nostra call, insieme alle aziende, insieme ai negozi. Si potranno vedere dal vero, queste sono vetrine, quindi dall'esterno si potrà vedere tutto, ma noi le metteremo anche su una piattaforma digitale, e in ogni caso siamo stati abituati fin dal 2017 a fare delle votazioni online, per cui nulla di nuovo, fantastica tecnologia. Chi vuole le va a vedere, chi non può, non ha tempo, non ce la fa, potrà vederle online. Sono 15 le aziende che hanno partecipato, altrettanti negozi, sono sia in periferia che in centro, quindi c'è un circuito come tutti gli anni che porta a vedere tutta la città di Udine. Ecco quindi anche la nostra collaborazione con Promoturismo, che anche l'anno scorso ha organizzato visite reali, assolutamente reali, che saranno fatte anche quest'anno. C'è però una cosa nuova quest'anno, un altro contest ci siamo inventate, praticamente io e Daniela Sacker, la creazione di un totem. Perché? Perché i progettisti degli anni passati desideravano molto partecipare ancora una volta a Udine Design Week, perché pare che non ci siano molte occasioni per i giovani per lavorare nel reale, e così abbiamo pensato allora di allargare il nostro intervento dall'interno delle vetrine all'esterno della città. Quindi facendoci anche portavoce di una dicotomia in linea con i tempi che stiamo vivendo, che invita proprio a riflettere tra interno ed esterno. Bene, questo è un contest a invito, quindi gli architetti invitati che hanno risposto sono quelli che vedete nominati nello schermo. E che ci stupiranno sicuramente, e forse riusciremo anche a costruirlo, questo totem che deve rappresentare il tema di quest'anno, ma sicuramente lo faremo in una mostra virtuale. Ecco, questa è una nuova tecnologia. È una tecnologia in realtà che viene usata dagli architetti per far capire come può essere una casa già da tempo, però forse meno usata per far vedere le mostre, e quindi noi inseriremo, i nostri progettisti sono anche tutti ormai a scuola, si imparano i vari programmi per la tridimensione, quindi avremo questi totem disegnati in tridimensione e inseriti in un contesto architettonico a firma dell'architetto Daniela Sacker, che è la nostra
il nostro progetto. Io mi fermo, ecco, perché ho capito. eccoci, Sì, perfetto. grazie, e quindi io mi fermo e continuerò a parlarvi del programma dopo l'intervento della dottoressa Gibelli. Vi chiedo scusa, ma posso anche spoilerarvi un'informazione. I miei collaboratori, io purtroppo sono anche coordinatore degli assessori regionali alla cultura di tutta Italia, regioni e province autonome, e nell'esaminare la bozza di DPCM che il governo Draghi ci ha gentilmente sottoposto, prima non è che non fossero gentili, ma non sottoponevano. Abbiamo rilevato che c'è un'incoerenza, alle 12 si riunisce conferenza delle regioni, perché è sfuggito un refuso per cui risulterebbe che le biblioteche delle zone rosse sono comunque aperte e agibili su prenotazione sempre, mentre invece quelle in zona gialla solo a partire dal 27 marzo. E quindi stiamo cercando di dialogare per far correggere questa cosa, che insomma, sarebbe un filino buffa, non mi viene un altro aggettivo gentile. Oltre al fatto che avevo già un'altra videoconferenza programmata per le 12, ma abbiamo anche questi momenti di effervescenza intermedia, che se no ci annoiamo troppo. Alla mia età si deve stare a casa, circostanza che rappresento in ogni occasione, anche perché io ambirei stare a casa e invece mi tocca agire in regime di surmenage. La matita è un momento essenziale della nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli. Così come capita che molti di noi non siano consapevoli di vivere nel bello e nella storia, perché vivono in posti che hanno un patrimonio artistico molto importante. Sono così abituati a starci che non si rendono conto che hanno l'enorme privilegio di fruire di patrimonio culturale. Questo è materiale, poi c'è anche quello immateriale, che è la storia, sono le nostre radici e sono gli accumuli di saperi che per secoli si sono succeduti. Io cito sempre il patrimonio culturale immateriale dell'enogastronomia, che è tipicamente un patrimonio culturale. La matita è quella che ha disegnato nei secoli e che tuttora disegna, nessun archistar fa immediatamente progetti con il CAD o tutti gli strumenti molto più recenti e molto più innovativi che si usano adesso. Io sono ferma al CAD perché non sono ovviamente una professionista. La matita è quella che segna molte parti della nostra vita. Io ho cominciato con l'inizio della pandemia a chiedere ai più giovani della mia famiglia, io ho una famiglia molto larga, ma non nel senso che si dà adesso, cioè mia madre aveva un sacco di primi cugini e quindi io ho un sacco di secondi cugini con i figli, i nipotini, eccetera. I più giovani della famiglia hanno 6 e 7 anni. Io ogni 2 mesi chiedo a Filippo e a Ludovica, che sono fratelli, di farmi un disegno e prometto loro che lo espongo. È alle mie spalle sempre, questo è il più recente ed è di Ludovica perché Filippo è un po' più pigro. E loro prendono le loro matite e dopo che mi hanno disegnato 3 arcobaleni, andrà tutto bene. Secondo me hanno capito anche loro che non funzionava, che andava così tutto bene, hanno smesso di disegnarmi gli arcobaleni, ovviamente scelgono loro il soggetto. In alcuni casi è indotto, a Natale mi hanno disegnato gli alberi di Natale e delle cose che si poteva intuire potessero essere presenti. E loro con la loro matita mi stanno scandendo il tempo e dal loro punto di vista come cambiano le stagioni, che cosa succede e magari anche che cosa gli piacerebbe. Filippo è più pragmatico e quindi di solito mi disegna dei giocattoli che io non riesco a riconoscere, ma poi mi viene spiegato che tali sono, che ancora non ha e che ambirebbe avere. Io credo che
siamo abituati tutti a vedere le vignette sui quotidiani, perché molto spesso una vignetta è molto più efficace di un articolo di fondo e dei pezzi di due opinionisti del quotidiano, nel rappresentare la realtà nella quale siamo. E il design è essenzialmente matita. Sapete tutti, io fino a giugno del 2018 ho vissuto nella città nella quale sono nata, cioè Milano, e ho avuto anche il privilegio di vivere in via Volta, all'incrocio con Largo La Foppa, e cioè Corso Garibaldi, all'inizio del quartiere di Brera. E quindi di vivere la, settimana del design, anche con un po' di sofferenza, confesso, perché significava, avere difficoltà a salire sulla metropolitana, sapere che per una settimana non si poteva usare l'auto e, e talvolta, vi assicuro, non è una metafora, non è un'iperbole, anche riuscire a percorrere a piedi via Statuto per arrivare in via Brera. Ho sempre pensato che la capacità di creare iconicità, ci siamo abituati tutti adesso a volere l'icona che ci rappresenta un momento, uno stato d'animo, un desiderio. E la matita dei designer è la matita che spesso concretizza in qualcosa che può diventare un oggetto il nostro desiderio, che è quello di una poltrona più comoda, che è quello di una lampada che sia bella ma anche funzionale e mi consenta di vedere, non una lampada che sia solo bella ma che io non possa usare in quanto lampada. Mi fa molto piacere che anche nella nostra regione ci siano queste attenzioni e questo fermento che è un fermento culturale nel momento nel quale si butta il semino, ma che sacrosantemente poi nel suo percorso diventa una piantina piccola e poi via via cresce e diventa impresa e diventa lavoro per dare il meglio e per offrire il meglio. Io credo che con tutte le difficoltà che sono state elencate prima, ma giustamente avete detto che tutto sommato la pandemia ha consentito anche di fare una scelta e di concentrarsi su alcuni temi, su alcuni filoni di lavoro. Che ci sarà la possibilità anche di visite virtuali che potranno supplire alle visite, che si farebbero ordinariamente, facendosi anche un giro nelle vie che circondano, i luoghi che avete scelto. Io penso però che questo non farà altro che accendere il desiderio di tornare l'anno prossimo a poter vivere di persona tutti questi momenti di incontro, di confronto, di scoperta, magari anche di delusione, ci sta. C'è una cosa che non mi piace, mi aspettavo di più, non c'è. Però ne trovo una che invece non avrei pensato di trovare, che mi piace, che mi accende e che mi incuriosisce. Ecco, io credo che l'augurio migliore che vi posso fare è quello di avere sempre curiosità voi e quindi di cercare le cose da proporre e di avere un pubblico curioso e spero che abbiamo sempre dei designer curiosi. Curiosi di esplorare, di scoprire, avendo come è ovvio che sia, dei punti di riferimento pregressi, un particolare stile che si intende seguire o una via specifica di sviluppo della propria arte, giana, perché i designer sono molto artigiani nel senso nobile del termine, non nel senso delle corporazioni. Perché senza la curiosità, credo che saremmo tutti un po' più mosci e quindi un po' più tristi.
Per cui viva la curiosità e buon lavoro. Vado a occuparmi dei gialli, degli arancioni a strisce a pois delle biblioteche. Buon lavoro e arrivederci. Grazie per le sue parole. Ci aiutano a tener duro. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie. Adesso abbiamo il video di Teresa Terranova, la nostra videomaker che ogni anno registra le tante attività che facciamo e naturalmente anche le organizza e fa le interviste, eccetera. Quindi no, io direi di dar fuoco alle polveri e far vedere in anteprima, perché lo facciamo vedere per la prima volta, il video dell'edizione 2020. Ok, allora buongiorno a tutti, accomodatevi e adesso faccio partire il video. Buona visione. Cosa ne pensa di questa edizione di Udine Design Week? Abbiamo lavorato moltissimo sulla collaborazione fra imprese, negozi e professionisti del design. I designer e gli architetti, per lo più giovani, si recavano presso le aziende per cercare di trovare spunti con i materiali utilizzati dalle imprese nelle loro produzioni. Il progetto ha preso vita all'interno delle vetrine dei negozi durante il Window Shopping Contest. La collaborazione è stata un interscambio di idee, una condivisione di competenze, il che ha trovato appeal nelle aziende che generalmente sono distanti dal mondo del design, e questo è stata una positiva sorpresa per noi. La reputo un'iniziativa veramente molto bella perché dà la possibilità di fondere diverse realtà anche abbastanza distanti tra di loro, creare movimento, vita nella nostra città. È stato molto emozionante collaborare con un architetto, trovare nuove idee, nuovi spunti. Passeggiando per la fabbrica ha lasciato un bellissimo segno sia a me come persona che all'interno dell'azienda. Quando mi è stato proposto di esporre delle seghe particolari di altissimo livello con il diamante, c'è stato un primo impatto, un attimo di blocco, e poi nel momento che ho aperto la scatola ho visto degli ingranaggi, mi sembravano degli ingranaggi di orologi, vedevo la precisione con cui erano state fatte. Raccontare le potenzialità dell'elemento luminoso che permette la valorizzazione degli spazi, degli ambienti, e così la suggestione di questa seduta che diventa una seduta per la lettura notturna all'aria aperta. Udine Design Week mette insieme mondi diversi che si incontrano tra di loro: il mondo dei negozi, delle attività commerciali, il mondo delle aziende, il mondo dei progettisti. E questo momento di incontro è particolarmente utile per la città, per tutti, perché fa conoscere persone attive, positive, inserite nel territorio, ma che altrimenti non si conoscerebbero tra di loro. E gli esempi che abbiamo visto sono molto interessanti, no? Un'azienda di lame lavora assieme a un grande parrucchiere, un esteta della bellezza, assieme a un giovane architetto. Qui, ad esempio, un'azienda di arredi internazionalmente nota come Moroso lavora assieme a Giorgia Brusemini, giovane designer milanese specializzata nella luce, assieme a un albergo e una struttura di grande ricettività che unisce a sua volta il vecchio e il nuovo.
Credo che la qualità sia ormai un prerequisito dal quale non possiamo assolutamente prescindere se vogliamo essere competitivi e al passo con quelle che sono le richieste dei nostri interlocutori. Invece la creatività è un patrimonio del nostro paese, un patrimonio di questa regione, è quella che ci fa vendere stile italiano nel mondo, ma la creatività è anche ciò che ricerchiamo nei progetti che quotidianamente riceviamo in fondazione e che cerchiamo di premiare e sostenere con grande entusiasmo. Tutti voi avrete sentito parlare di Vaia, questa grande tempesta che ha distrutto le foreste del nord-est, e con questo abbiamo costruito questo gioco di Matteo Ragni. Di quest'anno è naturalmente artificiale, artificialmente naturale, ci sembrava contestualizzato in quello che è un po' la nostra missione aziendale, ovvero cercare di recuperare gli scarti di lavorazione del legno vergine e dare nuova vita a un prodotto che altrimenti verrebbe sprecato. Udine Design Week ha fatto conoscere al pubblico l'opportunità di un materiale, come può essere riutilizzato e quindi diventare veramente prezioso, quindi non è un fine vita dal momento che viene prodotto e trasformato, ma si può riciclare n volte. Plastica preziosa per queste cose qua, facilmente riciclabile, leggera da portare, da mille sfaccettature di design. Questo tipo di manifestazioni, oltre ad avvicinare la gente al design industriale, alla creatività, permette anche ai professionisti di farsi vedere per quelle che sono le capacità diverse dall'essere un semplice progettista di edilizia e di case. Questo sicuramente è stato per noi un motivo per esporre le qualità della nostra azienda all'interno del contesto cittadino di Udine, e anche e soprattutto una sfida che ha portato sicuramente di nuovi stimoli all'azienda. Per me è stato estremamente formativo, perché io ho imparato ad usare questo materiale qua, che abbiamo usato in un modo anche opposto a quello che viene usato normalmente. Il tondino tu lo vedi immerso nel cemento e sparisce dalle costruzioni, mentre qui è il protagonista della costruzione, diventa lui stesso una costruzione. Udine Design Week, che offre la possibilità a tante aziende locali di avere una visibilità, una ottima occasione di sostegno del territorio. Far conoscere il design non solo agli addetti ai lavori, ma anche al cittadino, a chi comunque anche inconsapevolmente lo subisce, lo studio dei materiali, lo studio dei colori, della luce, tutto questo e molto di più è design. Ritengo che l'artigianato abbia un forte legame con il mondo del design, a volte convivono, a volte collaborano. Una manifestazione come questa in una città come Udine è molto importante che venga valorizzato e anche ripetuto nel tempo.
Udine Design Week 2020 è stata un'edizione memorabile. L'ultima manifestazione in presenza prima del lockdown, schierata a favore delle attività produttive, commerciali e creative di Udine. Il tema, naturalmente artificiale, artificialmente naturale, indagava sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia e credo, spero, abbia aperto una finestra sulla necessità di scelte sostenibili a favore dell'economia circolare. Gli sponsor sono stati molti, li avete visti nei ringraziamenti finali del video, il sostegno diffuso. Ecco, mi preme precisare che quella che doveva essere una settimana di eventi si è trasformata in 2-3 settimane, perché ha subito inevitabilmente un prolungamento per la riorganizzazione in corsa, la ricalendarizzazione dei vari eventi. Ma soprattutto ci siamo resi conto di quanto voleva essere vissuta dalla cittadinanza. Pertanto abbiamo cercato di dar modo a tutti di poter partecipare, no? Dilazionando il periodo. E quest'anno, qua Anna mi potrà dare conferma, precisare meglio, il periodo sarà ancora più lungo. Quindi quella che si chiama Design Week, in realtà, per dar modo di, come dire, a tutti di esprimersi nel migliore modo possibile, verrà prolungata per cercare di sfruttare ogni periodo dell'anno e sfruttare quindi ogni momento favorevole a che si parli di design. Sì, beh, le date sono da oggi, la nostra speciale data di inaugurazione, fino al 26 di aprile, che sarà il giorno appunto delle premiazioni. Dunque io avrei ancora una cosa da farvi vedere, cioè il tema, credo. Poi credo che questa inaugurazione si concluda, in realtà poi si conclude con le vostre, se avete delle domande da fare o se volete dire qualcosa, però intanto io vi farei vedere il tema. Nel frattempo ho visto altre persone che sono entrate, ho visto Alessandra Fogar di Promoturismo, ho visto Frida Doveil, buongiorno, architetto milanese, docente, esperta della sostenibilità. Ho visto il dirigente scolastico del Raimondo Daronco, il professor Pierluigi Fiorentini, poi però non vedo altri perché ho tantissimi quadratini, ma non tutti in realtà. Comunque io adesso
e io adesso vi condivido il tema. Ecco, noi lo teniamo sempre un po' come una sorpresa, e qualcosa vi ho accennato, però adesso penso che sia utile un po' per tutti quelli che stanno già lavorando o quelli che vorranno lavorare con noi, di presentare quello che abbiamo pensato, no? Il tema. Ecco le parole. Le parole sono due: semplicità, complesse. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto sono parole che sintetizzano questa sensazione diffusa, no? Che abbiamo avuto, la necessità di semplificarsi la vita, ma questo a diversi livelli: personale, pubblico, produttivo. Personale, la casa è diventato un nido dove tutto deve essere fatto a misura di quello che siamo, di come vogliamo anche lavorare, di come vogliamo stare comodi, quindi c'è molta attenzione all'interno della casa per rendere più semplice la nostra vita, che è diventata molto domestica per tante ragioni. Ugualmente a livello pubblico, eccoci qua, siamo in una situazione pubblica, tutto sommato ci siamo semplificati un po' la vita. Questa miracolosa tecnologia ci permette di stare tutti insieme: c'è chi è a Milano, c'è chi è a Gemona, chi è a Tarvisio, chi è a Udine, e quindi siamo qua tutti, ci vediamo, ed è una cosa secondo me grandiosa. Ugualmente dal punto di vista produttivo c'è stata un po', qua forse potrebbe dircelo molto meglio il dottor Boeri, però io credo che ci sia l'attenzione si sia rivolta abbastanza sulla produzione locale. Perché se pensiamo al solo il trasporto da un paese come lontano, come può essere la Cina, il Vietnam o qualche altro paese, anche la Turchia, voglio dire, e portare le merci qua o i semilavorati qua, e poi insomma abbiamo le aziende che sono aziende eccellenti, e quindi forse ci semplifica la vita anche far produrre, usare le cose che produciamo qui, anzi forse la qualità migliora. E anche questo è un altro punto interessante, perché forse abbiamo bisogno di meno, ma di cose qualitativamente migliori. Quindi qualità, dettaglio, ecco che il dettaglio diventa qualcosa di molto importante, a cui prestare attenzione. È il concetto di locale globale anche. Il globale ormai è a portata di tecnologia, il locale è il nido, il piacere dei sensi. Quindi con queste due parole, semplicità complesse, noi abbiamo cercato di esemplificare l'idea che bisogna sforzarsi di sottrarre l'ovvio e aggiungere il significativo. Cioè togliere il superfluo, ma non per ottenere di meno, per ottenere di più. Quindi non è minimizzare, è proprio l'opposto. Noi abbiamo provato a fare anche una ricerca per far capire meglio l'idea di questo tema. E abbiamo individuato alcuni trend che in qualche maniera sono già serviti di ispirazione alle aziende e ai negozi e ai progettisti con cui stiamo lavorando, ma adesso noi lo vogliamo divulgare, ve lo diamo, vi regaliamo questo lavoro che abbiamo fatto, in particolare che abbiamo fatto con Antonella Bertagnin, anche lei una nostra sostenitrice da anni, progettista di moda, studiosa a livello internazionale di trend. Quindi complessa semplicità cos'è? È analogico digitale, l'abbiamo visto un po' tutti cosa sta succedendo, il gran ritorno del vinile, ma anche oggetti poi che mimano nostalgicamente il passato, ma hanno un cuore tecnologico, come questo telefonino Rotary con il cellulare a disco. Ecco, un cellulare a disco, è molto divertente. Questi prodotti analogici con anima tecnologica in realtà coinvolgono poi i makers, gli artigiani e tutti quelli che combinano l'approccio tradizionale con
con le moderne tecnologie, per esempio le stampanti 3D. Altro trend è il monocromo, ecco, semplificazione di forme complesse tramite un unico colore. Lo si vede questa sedia di driade, camouflage, tagliata laser, una decorazione molto importante, però in qualche maniera azzerata dal colore, quindi monocromo. Altro argomento è sempre quello della casa e l'amplificazione tattile, nel senso che tutto ciò che serve a creare delle zone di comfort intorno a noi diventa importante. Può essere una tenda imbottita, come può essere una poltrona molto morbida. Complessa semplicità e anche conciliare gli opposti, quindi annullare la specializzazione, quello a cui siamo stati abituati per tantissimo tempo. Adesso invece forse cambia, una sedia che può stare dentro e fuori, l'unisex, il gran ritorno dell'unisex nella moda. Non è un unisex come anni 70, ma è un qualcosa che tiene conto dell'abbigliamento maschile e abbigliamento femminile che si intrecciano. Si sono viste delle cose molto interessanti. L'imperfezione è sempre un qualcosa a cui guardare, le varie lavorazioni giapponesi come il kintsugi e lo yakisugi. L'anno scorso addirittura abbiamo anticipato qualcosa, perché mi ricordo nella vetrina di LV Donna c'era proprio una porta realizzata da Ardito Le Porte che aveva questa finitura su disegno degli architetti. Quindi complessa semplicità e anche riportare all'essenziale, come dicevamo, ma non appunto non minimizzare, è scomporre in parti elementari. Un esempio, il punto. Una cosa diventa sorprendente quando è sorprendentemente semplice. Un chiodo è un appendiabiti, si chiama chiodo fisso. La polifunzionalità, abbiamo visto anche che è un trend, mobili che devono servire a più funzioni di vario tipo, ma anche nella moda c'è stato un concorso fatto da Prada e il progetto che ha vinto è una borsa che si trasforma in capospalla impermeabile. Sintesi e ovviamente sostenibilità, che è qualcosa che comunque permea il nostro lavoro, il nostro pensiero, la produzione, è un chiodo fisso, appunto, è una direzione verso la quale tutti dobbiamo andare. Quindi dicevo sintesi perché in realtà questa sedia di Konstantin Grcic l'abbiamo messa sotto capacità di sintesi perché è una seduta realizzata in polipropilene riciclato e riciclabile, leggera, durevole, design essenziale che può stare dentro e fuori. Idem la borsa di Nendo, è una semplice fustella che poi si chiude con 4 automatici e diventa una borsa. E poi alla fine la creatività, insomma, risposte a cui noi non abbiamo pensato e anzi ci aspettiamo che arrivino anche delle idee nuove, l'imprevedibile creatività che prospetta soluzioni inedite e sorprende capovolgendo. E qui abbiamo messo un nuovo trend negli yacht di lusso e con questa prua rovesciata è davvero particolare. Tutto questo è fatto dal Mudefri, che è il museo online. Potete andare a vedere quello che facciamo, www.mudefri.it. E questo è quanto. Siamo pronti a domande o quant'altro. Buongiorno Virginio Briatore. L'ho visto adesso entrare. Che fortuna, mi sono collegato proprio quando tu con gli occhiali rossi e la nuova pettinatura facevi la complessità e la semplicità in un unico piatto. Ma essendo un ritardato, intanto buongiorno a tutti, per prima cosa. Essendo un ritardato cronico mi domando, ma quindi quest'anno non ci sono i negozi, non ci sono le vetrine? Non succede qualcosa a Udine, nella città bellissima? Sei arrivato in ritardo perché il programma l'ho già presentato, te lo manderò via mail. Sì, assolutamente, tante vetrine, tante installazioni,
convegni nelle scuole, questo lo sai perché partecipi anche tu. Sì. E quindi no, tanti eventi anche quest'anno, fatti in maniera diversa e soprattutto su due binari, perché facciamo tutto reale e virtuale. Le vetrine le costruiamo, si potranno vedere, ma gli architetti e i designer coinvolti faranno anche dei render che verranno messi online nei nostri due siti, Udine Design Week e Mudefri. Bene. Grazie, così potremo vedere da lontano, faremo la DAD. Sì, siamo abituati a questo. Davide, dottor Boeri, referente di Confindustria per Udine Design Week. Abbiamo diciamo, percorso un po' tutta la strada che ci porta alla presentazione della nuova edizione, abbiamo raccontato il tema per come verrà sviluppato quest'anno, che secondo me è perfettamente centrato su come dire, la situazione attuale, no? E quindi questo momento di grande incertezza molto complesso che deve assolutamente essere semplificato, ma lo stato di semplificazione deve rappresentare per noi uno stato dell'anima, se vogliamo, ma in tutti gli ambiti, in tutti gli ambienti. Insomma, ci siamo ritrovati a gestire, parlo da imprenditore, cioè quella persona che in un certo senso ha un'attività economica e deve trovare delle soluzioni quotidiane. Ecco, ci siamo trovati a gestire delle situazioni estremamente complesse per le quali soprattutto non c'era una storicità o comunque un metodo che in precedenza fosse stato applicato e che fosse replicabile in questo momento. Per cui ci siamo ritrovati, ma in tutti gli ambiti in realtà, a inventarci, no, delle nuove soluzioni. Ecco, c'è tanta necessità e voglia di trovare sempre delle soluzioni, però che, come dire, avvenga tutto secondo processi semplificati, no? Una volta si parlava ad esempio della sburocratizzazione, si parla ancora adesso, in un certo senso ecco, questo momento globale fa tanto capire quanto c'è bisogno di semplificare. Comunque le tecnologie, l'hai ricordato anche tu Anna prima, ci stanno aiutando. Ecco, stiamo vivendo un'accelerazione in questo senso. Ormai è quotidianità il fatto che i vari centri che possono essere il centro istituzionale come la Confindustria o la Camera di Commercio, ma anche il privato inteso come l'azienda o il negozio, allestisce al proprio interno un'area dove poter creare dei momenti di incontro digitali, no? Quindi virtuali. Per cui come per la DAD citata prima, quindi per la didattica a distanza che gli studenti in questo periodo si stanno cimentando a fare, così anche per le aziende e le attività economiche le nuove tecnologie permettono di fare questi incontri come qui oggi, insomma, tra di noi. Bene, Anna, non so se per caso c'è qualche domanda sia dal pubblico che dal pubblico professionale, quindi i giornalisti presenti, ecco, se hanno piacere di fare qualche approfondimento. In ogni caso noi siamo disponibili, vero, anche successivamente, Anna? Certamente. Frida, microfono. Prima chiedo il permesso sempre. No, ma una piccola cosa perché anch'io sono arrivata in ritardo, però quindi non è una domanda, ma è un commento positivo e come dire felice, un commento felice sul tema delle edizioni di quest'anno. Mi sembra molto bella quello che avete citato, semplicità complessa, l'attenzione al dettaglio, meno cose ma più belle, e anche il tema del locale, giustamente, perché è un'edizione che avviene in un'area ben precisa geografica. E credo che questo sia un momento molto importante e interessante perché il design torni ad essere in maniera positiva diffuso. Quindi un'idea proprio del design come una competenza professionale che è capace di mettere insieme un processo
nell'industria, nel professionista, eccetera, per arrivare a confezionare cose che nel dettaglio sono migliori, più belle, c'è maggiore attenzione, cura all'ambiente, ai materiali, qualunque cosa. Però credo che questa idea qui è anche un respirare un po' ampio in questo momento in cui tutti speriamo di riandare fuori, pensare a un design che si diffonde invece a un design che diventa sempre più esclusivo, come in fondo era, insomma, ci stava accadendo e già ci metteva a disagio, in imbarazzo, eccetera, no? Per cui sono nate iniziative anche come Udine Design Week, cioè ovunque e dovunque ci sono competenze che vanno valorizzate, sia un massaggio molto bello, positivo, mi sembra, insomma, mi avete dato 10 minuti di buon respiro, quindi grazie. Grazie a te Frida, se ce lo dici da Milano, da uno degli studi più importanti di design, dalla tua posizione, il design è cambiato, però una casa laboratorio e non è un caso, ha lasciato la sede delle grandi riunioni con le multinazionali ed è diventato un luogo più vicino alla casa, cioè al vivere, perché poi è così, perché tutto il resto avviene molto bene anche online, e questo alla fine invece che essere una punizione diventa che un piacere, no? C'è più tempo per pensare. Non è male, non è male. Bene, grazie molte davvero. Speriamo di vederci di nuovo, dai, anche se mi fa molto piacere, perché forse, guarda, ti vedo più così che, insomma, ci siamo viste l'ultima volta un anno fa, sono venuta a Milano, quindi... Sì, poi io dovevo venire a Udine. Certo, dovevi partecipare. Il primo treno che mi venne annullato, devo dire. Mamma mia, l'anno scorso è stato perché c'era quel momento lì, sì. Proprio Milano in chiusura totale. Sì, prudentemente però lo stesso... E sei riuscita a vedere il video, il messaggio comunque l'abbiamo dato lo stesso, sai, della sostenibilità, di incoraggiare, hai visto, no? E tra l'altro voglio dire che sono molto felice che tra le aziende che partecipano al contest ci sono 2 aziende produttrici o comunque che lavorano il materiale plastico sono molto sensibili queste aziende proprio a comunicare anche un messaggio di sostenibilità, perché sì, la plastica demonizzata, in realtà bisogna farci un pensiero su questo, perché la plastica in realtà è un materiale prezioso inventato dall'uomo che si può riciclare infinite volte. Io vedo tante persone che mi piacerebbe sentire, non so se qualcuno vuole dire qualcosa. Monti, dico qualcosa e con questo vi saluto anche, no? Io ho molto apprezzato il video, tu lo sai, sono un sostenitore di Udine Design Week, tra l'altro vedendo dietro le te il marchio mi dico quanto è bello, no? E si legge molto bene. E tra l'altro è l'ultimo evento pubblico a cui ho partecipato ed era esattamente il 3 di marzo o il 4 di marzo del 2020, perché poi il 9 hanno chiuso. E quindi ho di già nostalgia. Sono contento di vedere anche il signor Davide Boeri, che tra l'altro alle sue spalle ha una scultura, una wall sculpture che mi ricorda qualcosa dell'anno scorso, perché sono strani abbinamenti tra l'industria e l'arte, no? E dico che la cosa più importante è proprio questa parola Udine. Voi sapete che per me mi sta stretto anche il sistema solare, per cui non sono un localista, no? Detto ciò, oggi è così importante questa identità, no? In questo mondo di multinazionali, senza responsabilità, senza anima, queste aziende governate da fondi, no? Governate da numeri, da algoritmi. Sapere che ci sono delle aziende che hanno un nome, un cognome, delle persone, un luogo in cui tutto ciò si svolge, una responsabilità, una riconoscibilità, sembra importantissimo, proprio. È quello che ci è venuto a mancare in questi anni ed è quello che ora le persone chiedono. Chi sei? Da dove vieni? No? Quindi in questo senso, Udine, design, settimana, no? Tutto abbastanza chiaro. Va bene così, esco finché c'è un po' di sole, va bene? Camminare per Milano, così magari incontro la Frida che sta
che sta Io vado a facendo fare una ricerche sui passeggiata materiali anch'io innovativi. Grazie. Speriamo di vederci a Udine presto, sotto le vostre Sì. bellissime logge, e mangiare quelle cose buonissime. Bene, io credo che se non ci sono domande, Davide. Direi che possiamo tranquillamente augurare a tutti a questo punto una buona passeggiata al sole o anticipare il pranzo. È stato veramente bello rivedersi anche con gli amici di Milano, di Trieste, insomma tutte le persone che si sono oggi unite per questo nuovo lancio della nuova iniziativa Udine Design Week. Anna, direi che insomma, abbiamo detto tutto, è stato entusiasmante. Io spero adesso che ci sarà grande partecipazione come è avvenuto l'anno scorso e a brevissimo insomma diffonderemo il programma, vero? Sì, graficamente pronto già sto pomeriggio, quindi su tutti i social. Stay tuned, come dicono le ragazze, le mie giovani collaboratrici che sono anche loro qua presenti e ci sentiamo e ci vedremo ai convegni innanzitutto. Primo convegno, primo appuntamento, 20 marzo, ore 10:30, Istituto Raimondo Daronco a Gemona, in presenza o su piattaforma digitale. Vi comunicheremo modalità, link, temi, partecipanti e quant'altro. Bene. Un saluto a tutti, buona giornata. Grazie a tutti per essere intervenuti e vi voglio informare che abbiamo registrato questa riunione solo per usi informativi che riguardano la Udine Design Week.